Oh, oggi sono venuto a trovare Mario Frore, finalmente. 33 anni che abito a Elma, ci vediamo tutti i giorni nelle feste, nelle sagre, al mercato, però non ero mai venuto a casa sua a trovarlo. Oggi finalmente l'ho incontrato. Cosa mi racconti, amico mio? Dimmi. Ma innanzitutto, scusai che stiamo questa lingua dell'invasore, Bravo. questa lingua italiana, proprio perché questa lingua nostra deve tenere rispetto e questa lingua nostra è usare. Però si commenta proprio che Pierino delle centenarie tiene in mezzo amicizia che stiamo andando esclusivamente in italiano, in questa lingua dell'invasore. E dunque devo dare grazie a Pierino delle centenarie, adesso sono un settantenne, va bene, e insomma è stata una sorpresa, ci siamo visti in questa stradicella e mazzerriamo e dopo mai non perdevo occasione di farlo entrare a Doma, a bere sul luogo, insomma, e mi fa di veramente un piacere in mano, e uno come te, Pierino, uno che va di questa, insomma, nobile impresa vai a conoscere a tutto il mondo, sia con libri, sia con fotografie, sia con fotos, insomma, i anziani, i centenari della Sardegna. E Medasa paesana tua pure a fotografare centenaria. Medasa. Ormai da Uliana, visto che stiamo di Uliana, sa vita, ambeso nascio, zonaschio, un beso naschio, va bene, parlare proprio in ulianese. Ecco. L'ultima di Oliena, mischina, zia Bonariedda, ci ha lasciato un paio di mesi fa, 107 anni e mezzo. Biava isso. Di Oliena. Gai tutti si meritano. Giana Eminasa e Ominase. Perché io sono andato a Oliena 3 anni fa, c'ero 2 giorni e perciò la gente mi conosceva. E perciò ho detto, Montana, guarda che c'è una centenaria, guarda che ce n'è un'altra, e li abbiamo fatti tutti, centenari, vecchietti, tutte quelle che ho incontrato. Ma è un'istituzione. Beh, ma io ormai, festa. bravo, ormai la mia, come si chiama, è fare questo, tutti i giorni, anche domenica sarò a San Michele e c'è un appuntamento con 2 giovincelle di 102 anni e una di 101. Beh, quella è la cosa bella. Beh, ma ho sagurato di arrivare in spura e mi tornai a fare un'intervista ed essere sempre in questo domo gli alissi sul problema e teniamo e la gente si è andata a pigiare, siamo a Susuriu, siamo urrente, purtroppo risultò e ti devo narrare subendo un'aggressione del Stato italiano e mi dà questa causa corrente deve essere che non dispiace, deve essere che non piace come quello che penso, quello che dico e insomma i propri servitori dello Stato italiano nonché il sindaco di Elmas mi ha fatto questo regalo, mi ha tolto un diritto essenziale, cioè mi ha fatto togliere la corrente e poi si voleva usare la luce e attaccare sul generatore. Per forza, ma dimmi una cosa, ma prima la corrente ce l'avevi? Assolutamente, qui già, da quando tu stai parlando di 30 anni fa, eccetera, ora la data esatta non mi ricordo, ma io l'avevo chiesta come agricola e siccome dovevo sollevare dal pozzo praticamente, un pozzo esistente già antico, quindi dovevo aspirare l'acqua e l'avevo fatto portare qui i pali che li ho pagati io, quella agricola, se non che quando praticamente era morta la mia prima moglie nel 98, io mi ero fatto una residenza proprio qui, anche se abitavamo qui io e mia moglie, però non avevamo ancora la residenza in quanto ce l'avevo in via Mandrolisai a Cagliari. E morta lei, io qui mi sono trovato da solo,
ho dovuto lasciare tutto a Cagliari e venire qui e mi sono fatto la residenza, me l'hanno subito concessa. Fatto anche la conversione da agricola, la corrente, da agricola a domestica, a uso a domicilio, insomma. Ok, poi ce l'avevi, insomma, la corrente. Assolutamente sì, c'ho anche tutte le bollette. E poi cosa è successo? È successo che praticamente 4 anni fa, esattamente la mattina del 18 febbraio del 2019, ho visto verso le 9 una pattuglia dei vigili urbani che facevano da scorta a una squadra, che non so, una squadra privata, che stavano tagliando i fili della corrente. Io ho fatto un piccolo filmato, eccetera. Questa corrente praticamente l'hanno slacciata e dopo qualche giorno hanno aggiunto i cavi e data ai vicini. Io non è che sono contrario che venga data la corrente ai vicini, ma a me è stato tolto un bene essenziale. Parlano di diritti, anche lo stesso Presidente della Repubblica Italiana, lo Stato invasore, parla tutti i giorni di valori. Quali sono? Del rispetto dei singoli. Dove sono questi valori? Me lo devono dire. Cosa ho fatto io? Ho sempre pagato tutto. Ho lavorato, mi sono comprato un pezzo di terra, sono in casa mia, sono nella mia terra, nella mia nazione, con le leggi di uno Stato invasore. Io sto subendo l'aggressione di uno Stato. Ascolta, Mario, ma hai provato come si fa, diciamo, oggi si sistemano tante cose, io vedo c'è tanta attenzione per gli ultimi che arrivano, sappiamo... Io non sono problemi, sono problemi dello Stato. Sì, ma voglio dire... è lo Stato che fa questo. Sì, ma voglio dire, hai provato a chiedere perché questo, insomma, in comune, non so... Vedi, Pierino, i diritti non sono merce, né da trattare, né da comprare, né di scambio. Io so che era nel mio dovere, io ho sempre pagato tutto. Se questi non si sono inventati qualcosa, che devo qualcosa, forse non riusciranno neanche, perché ho sempre pagato tutto. Ma io, i diritti, siccome li ho sempre pagati, se io ho diritto bene, altrimenti io qui non lo so cosa devo fare. Devo andare in piazza Palazzo con una sedia, pagare la cartuccia al prefetto, dargli 10 euro dalla pallottola, oppure sparami, come facevano prima. Fai lo sciopero della fame. No, non sei. È di moda. Ecco, è di moda. Ti lasciano morire di fame. Lo vediamo. No, perché io mi voglio tenere in salute e in forze, proprio per continuare a rivendicare i miei diritti, e non solo che sono i miei diritti della libertà, ma di tutto il popolo sardo e della Sardegna, che lo sappiamo bene, la Sardegna è una colonia dello Stato invasore italiano che deve rispondere agli USA, agli Stati Uniti d'America, altri stati prepotenti. Ascolta Mario, Dimmi. un'ultima domanda. Praticamente sei senza luce, da quello senza che ho corrente. O senza che è staccata. La luce ce l'abbiamo. Grazie. Quella la luce Però sei, non si brava. non si sturi con brava. Sì, ma come andate avanti? Col gruppo elettrogeno, cioè tutti i giorni noi, adesso naturalmente con risparmio, come vedi adesso non è che ce l'abbiamo 24 ore attaccato. Noi attaccandolo un po' la mattina quando facciamo la colazione, un po' a pranzo e un po' la sera, all'incirca ci stava in questo periodo sui
20 euro di benzina al giorno. 20 euro di benzina al 20 giorno. euro di benzina al giorno. Per le cose più essenziali. Per le cose essenziali. Ci dobbiamo lavare, dobbiamo aspirare l'acqua, eccetera. E il frigorifero niente? Sì, attacchiamo il frigorifero, abbiamo praticamente usiamo il possetto, il freezer, in modo che rimanga, Sì, bravo, che lui rimane sempre... che tenga la frigoria. E ci dobbiamo adattare, cioè ci stiamo adattando, non è che purtroppo è questo. Io ti auguro, Mario, vero? Io ti auguro innanzitutto di risolvere molto presto questa situazione. La soluzione già lo sai, Piero, come lo sa benissimo i propri servitori dello Stato, lo sanno benissimo, lo sa chiunque. È inutile che stiamo a girarci basta che lì mettano il contatore e riallacino il filo che mi dà la corrente a casa, perché il contatore è stato portato via, non so se l'abbiano rubato, se l'abbia tolto lei, non lo so. Ho fatto regolare denuncia ai carabinieri, non ho avuto risposta, non lo so cosa devo fare, a chi mi devo rivolgere adesso. Se sono convinti che io perda il lume della ragione, vada e cominci, no. Ascolta, la mia barba, i miei capelli lunghi sono proprio il frutto della mia lotta proprio pacifica. Bravo Mario. Ascolta Mario, io intanto ti auguro di arrivare a 100 anni, io lo dico a tutti. E tu lo scontai. Magari sì. E che questa cosa venga risolta. Si risolvono tante cose, ne vedo io, tutti i giorni cercano di risolvere problematiche che abbiamo, ne abbiamo di tutti. Perché non si deve risolvere... Di essere ancora, se arriva a 100 anni, di essere lucido e così di ricordarmi di invitarti. Perché questo praticamente, ormai questo... L'abbiamo deciso in comune con Margherita, praticamente al nostro passaggio, di lasciare proprio come scuola indipendentista. Questo esatto. Questo